Il metaformismo in realtà è uno studio, non è un gruppo, non è un movimento, non è una corrente, e questa mostra non si può neanche definire una collettiva, ma una rassegna del metaformismo. Il metaformismo è una chiave di lettura, è uno studio, una ricerca, durata tantissimi anni. Si vuole rivedere il concetto di astrattismo e quindi io propongo di sostituire all'aggettivo astratto l'aggettivo metaformale. È un modo per riuscire ad individuare in un'opera non figurativa il gioco delle forme. Un'opera non figurativa non ha figure, ma ha tantissime forme. Come per incanto siamo proiettati nell'ultima fase del metaformismo, perché il metaformismo abbraccia praticamente più di 100 anni di arte, di storia dell'arte. E l'ultima fase quale può essere? Quando la forma è semplicemente rappresentata con le tecniche tradizionali finirà. Ai nostri tempi, ovviamente, finirà con l'esplodere attraverso la forza della materia, come in questo caso l'Ultima Cena. È una rielaborazione non figurativa dell'Ultima Cena, ma giocata su delle forme molto prorompenti, molto plastiche, nelle quali comunque tuttavia si riconosce la figura del Cristo centrale, tutta la dinamica degli apostoli agitati attorno a lui, esaltata da queste linee di forza, di queste corde tirate. È un contemporaneo, amiamolo per quello che può dare. Io come storico dell'arte, allieva di Federico Zeri, dichiaro che è arrivato il momento di fare il punto della situazione storica, artistica di tutto il Novecento e di dire che il metaformismo è il capitolo finale della storia dell'arte. L'ho detto in conferenza stampa, noi andiamo incontro a una storia che risponde a una linea piatta. Non ci saranno più i periodi storici come li pensiamo, quindi non ci sarà più la storia dell'arte, soprattutto non ci sarà più l'arte, perché questo è l'unico modo per fare un consuntivo di ciò che ci ha preceduto per un secolo, ma oltre questo ci saranno soltanto che delle ripetizioni.